Buonasera a tutti, benvenuti al percorso di pillole di conoscenza del Laboratorio di Ingegneria Gestionale dell'Università di Udine nell'ambito del progetto Cost Energy inerente allo studio delle energie rinnovabili. Oggi tratteremo l'argomento degli impianti geotermici per l'energia rinnovabile e insieme a noi è presente il professor Bruno Della Vedova, geologo ed esperto di tali tecnologie, già professore presso l'Università degli Studi di Trieste e attualmente membro dell'Unione Geotermica Italiana. Darei il benvenuto prima di tutto quindi al professore. Buonasera e grazie di aver accettato l'invito. Buonasera a tutti. E le passerei direttamente la parola per iniziare a parlare di questo tema, quindi gli impianti geotermici per energia rinnovabile, per conoscere qualcosa di più in merito a questo tema che è sicuramente un tema attuale e bisognoso di disseminazione. Sì, grazie di nuovo. Allora, io ho pensato questa sera di intrattenervi un attimo mostrandovi una presentazione che è in anteprima, perché la sto preparando per l'Unione Geotermica Italiana nell'ambito di un ciclo di webinar sulla geotermia. E a me è arrivato il compito di preparare il webinar introduttivo. E quindi quello che dice tante cose non va a fondo a niente, però pone i problemi. Cerca di analizzare i vantaggi, verifica le criticità e possibilmente dà delle indicazioni come fare a utilizzare questa energia del sottosuolo, questa energia primaria, perché attorno a noi abbiamo due grandi energie primarie, quella del Sole e quella della Terra. Ecco, sono energie naturali disponibili, quindi noi ci occupiamo o vorremmo oggi occuparci di quella che ci sta sotto i piedi. Parlavo del ciclo di webinar. L'Unione Geotermica Italiana si occupa di diffondere, sostenere e promuovere progetti di geotermia, quindi appena bene che diciamo troviamo persone interessate e noi vorremmo rivolgersi non solo agli studenti, ai ricercatori, ma anche alle imprese, anche ai cittadini, perché la geotermia è abbastanza lasciata nell'angolo e poco conosciuta. Allora, per farla breve, io ho ridisegnato il titolo di questa presentazione. Che cos'è la geotermia? Impianti geotermici per il mix energetico del futuro. Io partirei, prima di mostrarvi l'indice degli argomenti, io partirei da una slide estremamente significativa ed è la slide che io ho preso dal Global Status Report della REN 21, che si riferisce ai dati di produzione, utilizzo, trasporto, consumo di energia sul globo. Che cosa dice guardando il 2009 e il 2019? Dice che essenzialmente il fabbisogno e il consumo energetico di questo pianeta è basato per i 4/5 sui combustibili fossili. Era basato così nel 2009 e è basato così nel 2019. Ovvero sia, è cambiato molto poco. Qui dentro c'è carbone, c'è gas, c'è olio combustibile, i cosiddetti idrocarburi e combustibili fossili globalmente. Nella banda grigia da 11 a 8,7 stanno le altre fonti non rinnovabili moderne, non fossili in senso stretto, e si riferiscono essenzialmente all'uso tradizionale della biomassa, legno, usato come era usato diciamo nei secoli trascorsi, mentre le modern renewables sono anche la biomassa, però in impianti moderni, in impianti integrati,
sono l'idroelettrico, sono il solare, sono la geotermia, sono l'eolico, sono le maree e l'energia dell'oceano, sono le nuove. Dimenticavo, nelle altre, oltre alla biomassa tradizionale, c'è anche il nucleare. Andiamo avanti, quindi questo per dire che il dato positivo è il passaggio della percentuale delle rinnovabili dal 2009, che era l'8,7%, a più dell'11%. Ma questo non è sufficiente. Se noi vogliamo raggiungere gli obiettivi che l'Agenda 2030 ci ha messo sul tavolo, e sono problemi che sono lì da decenni, non è che ce li siamo scoperti ora. I famosi 17 Renewable Sustainable Goals della Agenda 2030. Ma non sono neanche sufficienti quel tipo di incrementi e quel tipo di share di rinnovabili neanche per gli obiettivi che la Comunità Europea si pone per contribuire entro il 2030 con un 30% da rinnovabili, per abbattere entro il 2030 del 55% le emissioni di CO2. Ma non ci siamo proprio. Ecco, perché va tutto bene fra il mix di rinnovabili disponibili, ma l'enorme fabbisogno di energia dei paesi in via di sviluppo e soprattutto i trasporti, l'industria pesante, hanno bisogno di elevate densità di energia. Ecco, che possono beneficiare di tutto, ma hanno bisogno di gigawatt di energia e capacità termica installata. Allora, partendo da questo, se dobbiamo pensare alla transizione energetica, bisognerà fare un cambio strutturale nel mix energetico, nelle strategie, ma soprattutto bisognerà fare un salto di qualità di almeno un ordine di grandezza. E attualmente che c'è in discussione il PNRR, il Piano Nazionale di rilancio, di resilienza, ci sono i finanziamenti, ma sarebbe necessario una valutazione e un coraggio un poco più spinti per andare verso un mix energetico sostenibile e raggiungibile. Ecco, perché attualmente i presupposti ancora non ci sono. Allora, oggi, per lasciarvi intanto riflettere e pensare su che cos'è che bisogna fare anche il singolo cittadino per fare in modo che si vada nella direzione giusta, intanto vi tedio con alcune informazioni e argomenti: geotermia, potenziale della risorsa, impianti per la produzione elettrica e l'uso diretto del calore. Questi sono soprattutto, diciamo, gli aspetti applicativi importanti che si possono già applicare da ora sul territorio, ovunque, da tutti i cittadini. E quali sono le prospettive? Ora, che il pianeta sia caldo non fa una piega. Vedete vulcani, sentite di terremoti, le placche si muovono. Chi è il motore, in fin dei conti, di tutti? Di tutto. È il calore che sta sotto i piedi. Il 99% della massa della Terra, non del volume, ha più di 1000 gradi di temperatura. Solo lo 0,1% della massa della Terra ha una temperatura minore di 100 gradi ed è la crosta su cui noi appoggiamo le zampette. Ecco, di conseguenza sotto c'è una quantità di energia enorme. Allora, da dove viene il calore? Il calore viene dal decadimento radioattivo degli elementi radiogenici contenuti sia nella litosfera, dove sono stati distillati dai processi di circolazione e convezione dentro il mantello ha schiumato, tra virgolette, ha distillato gli elementi leggeri
e negli elementi leggeri sono saliti anche elementi radioattivi, quindi nella litosfera, che sono i 100 chilometri esterni del pianeta. Ma c'è radioattività anche nel nucleo. Non entro su questi dettagli, ci sarebbe molto da dire, da parlare, di valutare ipotesi e dati. C'è anche il calore primordiale di formazione del pianeta e poi c'è quel meccanismo che fa muovere le placche, che sono le celle convettive, i pennacchi nel mantello, che trasferiscono continuamente calore dalla parte profonda del mantello in prossimità del nucleo, lo trasferiscono fino alla base della litosfera. Quindi c'è continuamente un processo, diciamo, che rende così viva e dinamica la nostra Terra. Chi di voi vuole andarsi a vedere le ipotesi sul georeactor che sta all'interno del nucleo? Parlano di un nucleolo di 8 km fatto esclusivamente di elementi radioattivi, molto pesanti, torio, uranio nelle sue diversi isotopi e così via, che costituirebbe un nucleolo estremamente pesante. Ma di questo non vogliamo parlarne ora, mentre è più importante che noi andiamo a vedere come si distribuisce la temperatura nel sottosuolo. Lasciamo perdere il nucleo dove ci sono 5-6 mila gradi, ma se noi guardiamo il mantello e la litosfera, che è la parte alta quassù, notate come nel mantello la massa si muove e quindi il gradiente è basso, mentre nella parte solida il gradiente è molto elevato. Cosa vuol dire che il gradiente è elevato? Che la temperatura cresce di più per ogni chilometro di profondità. Noi parliamo di circa 30 gradi chilometro nella crosta, dopodiché questo gradiente diminuisce entrando nella litosfera. Questo che cosa ci dice? Questo ci dice una cosa importante. Ci dice che la litosfera è refrattaria, è isolante e di conseguenza che ci sia diciamo quasi 1 migliaio di gradi alla base della litosfera, ecco, questa trasferisce poco calore e di conseguenza c'è un elevato gradiente di temperatura in regime stazionario. Quindi la Terra, tra l'altro, che cosa dice? Che non riesce a perdere calore, ed è per quello che la Terra si deforma, si spacca, produce vulcani, perché non riesce a dissipare il calore che produce all'interno attraverso un processo di semplice conduzione termica attraverso il solido che è la litosfera. Non riesce a raffreddarsi, quindi si spacca. E ovviamente crea gli oceani, la dinamica delle placche e così via. Andiamo al potenziale di questa risorsa. Questo è un pozzo della Toscana, Montieri 1 nel 99, che fa vedere il vapore acqueo a elevatissima pressione che esce dal sottosuolo. La Terra non è omogenea. Ovviamente, qui vedete uno schema molto semplificato. Le zone rosse sono quelle al più elevato flusso di calore, ovvero sia dove c'è più energia per unità di tempo attraverso l'unità di superficie. Joule al secondo per metro quadro. Ok? Joule al secondo sono watt, quindi noi stiamo parlando flussi di calore che sono dell'ordine 50-100 milliwatt, quindi una densità di energia estremamente bassa. Attraverso gli oceani escono 100 milliwatt in media, perché sono più giovani, attraverso i continenti ne escono 65 milliwatt, quindi pochissima energia. Le zone calde sono le dorsali, l'area mediterranea, ovviamente il Mar Rosso, tutte le dorsali pacifiche, indiane, atlantiche e poi la zona del Giappone, dell'Indonesia, delle Filippine e via discorrendo. Nell'Italia,
per dire, l'Italia è ballerina, questi sono epicentri di sismicità, di terremoti, che dice che l'Italia si muove. E il fatto che l'Italia si muova lo vediamo in questa mappa di flusso di calore per la quale ho lavorato una ventina d'anni a raccogliere misure. Si parla di 500-600 misure a mare e di diverse migliaia di misure dall'analisi dei dati dei pozzi di esplorazione petrolifera a terra e più altri dati presi in pozzi specifici per lo studio geotermico. Vedete che il Tirreno e la Toscana sono calde, la parte adriatica è fredda. Quindi questo per dirvi che il grosso potenziale noi lo abbiamo in Toscana, lo abbiamo in Lazio, lo abbiamo in Campania, nelle isole, mentre il lato adriatico è freddo. Se andiamo a vedere come vanno le geoterme, cosa sono le geoterme? Le curve che descrivono la distribuzione di temperatura unidimensionale con la profondità, e le vedete qui. Ecco, fino a 10 km e più circa, notate che le zone fredde, come l'Adriatico, stanno in questa fascia azzurra, a 2 km abbiamo 50-60 gradi, solo in alcune zone specifiche possiamo avere qualche cosa di più. Il gradiente medio è questa curva più spessa, che è circa 30 gradi chilometro. Condizioni straordinarie stanno solo nelle zone attive più calde, dove a 2 chilometri possiamo avere centinaia di gradi, e lo vedremo più avanti. Ora, a che cosa potrebbero essere utilizzate e impiegate temperature, entalpie di questo tipo? Beh, a bassa temperatura per riscaldare, anche fino a 100 gradi, a media entalpia per processi calore o impianti binari per produrre sia corrente che calore, oltre i 150 gradi per produrre corrente elettrica. Noi chiamiamo riserve i serbatoi geotermici raggiungibili tecnologicamente, economicamente sostenibili e che danno un beneficio economico. Quindi attualmente la differenza fra riserve, che sono disponibilità quantificate a basso rischio, dalle risorse, che sono ovviamente potenzialità future, forse, o anche mai utilizzate. Anche il nucleo della Terra è una grandissima risorsa, non potrà mai essere utilizzata. Perché usare la geotermia? Ecco, è importante secondo me che noi ci focalizziamo su alcuni di questi aspetti e caratteristiche della fonte rinnovabile geotermia, perché sono caratteristiche della geotermia e non di altre. È rinnovabile perché il calore si genera costantemente, è da miliardi di anni che si genera, è disponibile ovunque, con entalpie diverse, perché dipende dalla profondità. Il nucleo si raggiunge da qualsiasi punto sulla superficie della Terra, ma questa non è una riserva, è una risorsa teorica. Il sottosuolo è comunque più caldo, dentro un mezzo refrattario. Cosa ci dice questo? Che in un mezzo refrattario possiamo immagazzinare calore, anche calore superficiale, calore in eccesso da impianti industriali, può essere immagazzinato in una crosta refrattaria. Perché? Perché non si trasferisce in maniera efficiente, non è un metallo la crosta, è un sasso. E i sassi, noi lo sappiamo bene, restano tiepidi anche quando il sole è tramontato da 1 o 2 ore e noi siamo su una costa rocciosa, dopo il tramonto, belli distesi sulle rocce calde. Perché? Perché sono refrattari. È una fonte inesauribile, ha un impatto limitato quando la usiamo con la testa. Perché? Nulla ha impatto zero, niente. Anche respirare è un impatto. Se però lo usiamo
in maniera scientifica, pianificata, monitorata, l'impatto è assolutamente limitato e comparabile con l'impatto delle altre rinnovabili ed è sostenibile quindi nel lungo tempo. È affidabile perché è continua e costante, H24, 365 giorni all'anno. Le centrali geotermiche in funzione lavorano 8.000-8.400 ore, quindi si fermano pochi giorni durante l'anno. È flessibile come carico di base per reti elettriche nazionali o regionali ed è ideale per impianti integrati, dove la geotermia, per esempio a Ferrara, la geotermia col calore di recupero dal termovalorizzatore, con l'energia solare, eventualmente con le caldaie a gas per i picchi, fornisce diciamo, il riscaldamento a più del 30% delle abitazioni di Ferrara. È capace di di elevati fattori di carico, perché possiamo utilizzarla in maniera efficiente e in maniera monitorata, in maniera che duri per lungo tempo, supporta lo sviluppo economico locale ed è eccellente per il mix energetico del futuro, per le smart grid sia di corrente che di calore. Andiamo avanti. Produzione elettrica e usi del calore. Abbiamo già detto, temperature meno di 150 gradi, superiori a 150 gradi produciamo corrente, temperature da 50 a 100 attraverso scambiatori di calore o ovviamente sistemi integrati possiamo utilizzare la risorsa, la temperatura, l'acqua calda direttamente per riscaldare, per balneoterapia, per piscicoltura, per serre, eccetera. In superficie con temperature bassissime, anche di 20 gradi, noi possiamo usare impianti nel sottosuolo verticali o orizzontali accoppiati a pompe di calore per il riscaldamento e raffrescamento delle abitazioni. Sta diventando di estrema importanza la realizzazione e progettazione di teleriscaldamenti. Ce n'è, per esempio, in Francia, nel bacino di Parigi, ce n'è 36-38 impianti che funzionano da decenni attraverso sistemi a due pozzi. Un pozzo estrae acqua a 80-90 gradi, uno scambiatore di calore distribuisce l'energia al fluido che circola, all'acqua diciamo che circola nella rete e a valle dello scambiatore viene reiniettata, notate qui, viene prelevata dal pozzo di produzione, scambiata allo scambiatore, reiniettata in un pozzo di restituzione, che è quello che ho progettato e realizzato a Grado e che adesso ha ancora qualche problema per essere messo in funzione perché la disponibilità finanziaria, i tecnici, eccetera, non hanno ancora completato il tutto. Come raggiungiamo il sottosuolo e la risorsa geotermica? Attraverso dei pozzi, scambiatori di calore, geoscambio entro i primi 100-200 metri, tubi coassiali o doppietti geotermici fino a 1.000, 2.000 o 3.000 metri, quello di Ferrara è circa a 1.800 metri, il doppietto geotermico, oppure a grandi profondità come è stato sperimentato diciamo nei progetti in Francia, in Germania, dove raggiungono profondità anche di 4-5 mila metri per produrre insieme corrente e calore. I sistemi sono affidabili e costanti, sono sostenibili, hanno bassi costi di management and operation, M&O, però hanno elevati costi di investimento. E questo è uno dei fattori che hanno tarpato la geotermia fino adesso.
Dal punto di vista globale, quanti impianti che producono corrente elettrica abbiamo nel mondo? Ne abbiamo più di 500. Qui ce n'è indicati i più rilevanti, i 398 più rilevanti, i quali producono, diciamo, hanno una capacità elettrica installata totale di 15 gigawatt installati e mezzo e ovviamente hanno una potenzialità, una capacità di produrre energia. Adesso non mi ricordo esattamente, ma stiamo parlando di numeri estremamente significativi. La produzione elettrica. 3 schemi molto semplici. Turbine a ciclo diretto a vapore. Se il pozzo produce vapore, bene, il vapore è il fluido ideale per fare girare turbine. Ecco, il vapore poi viene condensato e l'acqua condensata viene reinserita nello stesso sistema, perché producendo continuamente fluido impoveriremmo la riserva se non ribilanciassimo i fluidi che sono stati estratti e le pressioni. In questa maniera, diciamo, la cosa che si cava è una quantità di calore in eccesso, che è quello che fa girare la turbina. Turbine a flash. Cosa sono le turbine a flash? È molto raro trovare, diciamo, sistemi geotermici vapore dominanti, a vapore, come quello di Larderello, per esempio. Nella stragrande maggioranza dei casi si trova fluido misto, acqua e vapore. E ovviamente il bilancio fra quanta acqua e quanto vapore c'è è regolato dalle costanti termodinamiche, pressione e temperatura. Di conseguenza è possibile ottenere il flash, ovvero sia il passaggio da acqua fluida a vapore, regolando le pressioni e usando i separatori in superficie. Quindi si separa il vapore che fa andare la turbina, l'acqua separata viene o utilizzata per riscaldamento attraverso scambiatori e poi viene reiniettata. Questo è il ciclo binario, Organic Rankine Cycle o Kalina Cycle, i cicli binari dove c'è un fluido di lavoro interposto, c'è lo scambiatore, un fluido di lavoro che fa funzionare la pompa di calore e il generatore di corrente. In questo caso si ha produzione di corrente e utilizzo del calore. Quali sono i paesi che generano più corrente? Li trovate qua. Fino a 20-25 anni fa l'Italia era la prima produttrice a livello globale di energia elettrica prodotta da geotermia. Negli ultimi 20 anni siamo stati sorpassati dagli Stati Uniti, dall'Indonesia, dalle Filippine. Ultimamente, 5 anni fa, siamo stati sorpassati dalla Turchia, dalla Nuova Zelanda e dal Messico. Ora siamo settimi. Eccoli qua, 944 megawatt di capacità termica installata. Per un totale a livello globale, come vi dicevo prima, di circa 15,6 gigawatt. Se noi andiamo a confrontare quello che viene chiamato il levelized cost of energy, ovvero sia paragoniamo in maniera coerente, corretta e efficiente il costo del kilowattora prodotto dalle diverse fonti energetiche, voi qui vedete wind offshore, wind onshore, che vuol dire a terra, a mare, il PV, il fotovoltaico, sta qui, questo è il solare a condensazione, per diversi, senza storage, con storage, eccetera, biomassa, hydropower e l'idroelettrico, geotermia.
si può vedere molto bene come la geotermia ha dei costi competitivi. Qui si parla, è riferito al 2010, quante frazioni di dollaro per kilowattora. Quindi qui stiamo parlando 10 cent circa in media per kilowattora, qui qualcosa in meno, 6, 7 cent di dollaro per kilowattora, del tutto comparabile con l'idroelettrico che sta qua. Dove sta allora il problema della geotermia? Se è così a basso, diciamo, con un costo del kilowattora così basso, perché non la fanno tutti? Per diversi motivi che io vi spiego adesso. E i due motivi sono sintetizzati dai due assi di questo diagramma. Quello rosso è il rischio. La geotermia non ha il pannello fotovoltaico o la pala eolica che potete mettere sul tavolo del laboratorio per fare tutti i test e capire qual è l'efficienza, qual è la criticità, dove sono i vantaggi, come si comporta se tu fai la pala dell'eolico con una certa forma, con un'altra, se la twisti e così via. La geotermia non la progetti, quella che è, sta a te usarla al meglio, il che vuol dire che c'è un elevato rischio quando tu perfori. E qual è il rischio? La temperatura è un rischio secondario, perché la temperatura basta andare sotto, trovi più caldo, 20-30 gradi chilometro, non la trovi a 4 chilometri, la trovi a 5. Certo che spendi di più, ma la temperatura la trovi. Allora qual è il problema? Il vero problema è la permeabilità. Se non c'è permeabilità non circola fluido. Se non circola fluido non c'è nessuno che ti porta il calore in superficie, a meno che tu non faccia un circuito chiuso, dove il fluido lo regoli e lo circoli tu da sopra e lo mandi giù dentro il pozzo attraverso un coassiale o da un pozzo a un altro, ma deve esistere la permeabilità. Questo è un rischio. L'altro asse che cosa dice? Che per sviluppare un progetto di geotermia ci vogliono anni. E questo è uno degli inghippi del mercato attuale, per cui serve un incentivo, uno sviluppo da parte delle istituzioni dello Stato affinché si possa partire con una nuova tecnologia che dopo un po' di anni si autososterrà quando il mercato si apre, ma all'inizio ha bisogno di incentivi. Cosa mostrano queste due curve? Che il rischio cala e crolla quando dopo il primo pozzo fai il secondo. È perché cominci a capire come è fatto il sistema. Quindi, quando tu hai investito i soldi di un pozzo, sei qui e sono già passati un po' di anni, perché le autorizzazioni, la realizzazione dei pozzi, l'esplorazione prende tempo, dopodiché il rischio cade, ma nel frattempo i costi aumentano. Quindi questo è l'inghippo della geotermia. In Islanda, che sta sulla dorsale medio-atlantica, producono il 27% del fabbisogno elettrico con la geotermia e il 72% con l'idroelettrico. Geotermia più l'idroelettrico coprono più del 90%. Perché non coprono tutto? Ma perché nei posti isolati purtroppo sono costretti a utilizzare il combustibile fossile. Perché? Perché non c'è la rete. Quali sono gli utilizzi del calore in Europa? Allora, l'energia, non solo, scusatemi, rettifico, ho sbagliato. Qual è l'utilizzo, lo share, quindi la suddivisione dell'utilizzo dell'energia in Europa? Di tutta l'energia consumata nell'Europa 27, questo si riferisce a 8-10 anni fa, il 21% è corrente elettrica, il 32% è trasporti, il 47%, che è quasi metà, è calore. L'energia serve per produrre calore.
E che calore è questo? Calore d'agricoltura, calore per riscaldamento domestico nelle case, civile, per i servizi, per l'industria. Quindi la geotermia ha un enorme potenziale sia per soddisfare la parte calore, perché sta nei chilometri più sopra. Per fare impianti che producano calore basta arrivare a 100 gradi o anche di più. In Francia sono arrivati a 180 gradi, producono calore direttamente per un'industria a cui serve il calore. Ok. Per farvi vedere qual è l'andamento dal 95 al 2020 degli usi termici dell'energia geotermica. Nei diversi colori voi vedete, dunque aspettate un attimo, voi vedete le pompe di calore sono il numero 1. Tutte queste barre indicano 95, 2000, 2005, 2020. Le pompe di calore geotermiche dal 2015 al 2020 sono passate da 300.000 quasi a 600.000, cioè si sono raddoppiate in 5 anni. Questi sono terajoule l'anno. Okay? Se andiamo alla parte balneoterapia, vedete che anche qui un salto è notevole. Quindi il calore è importantissimo per il riscaldamento, per la balneoterapia, per pompe di calore. Anche poi, se volete, degli utilizzi agricoli, che sono serre, che sono acquacultura e un po' anche nell'industria. Qui è sintetizzato l'utilizzo per riscaldamento e raffrescamento. Anche i pali strutturali possono venire attrezzati con le diciamo, tubazioni per lo scambio geotermico, e quindi anche, per esempio, tutte le dighe, le aree portuali a mare possono avere annegato nel calcestruzzo lo scambiatore di calore dentro, per scambiare calore con, diciamo, i pali strutturali, i quali sono immersi o nel sottosuolo o nel mare. Serre, piscicoltura, food processing, quindi balneoterapia. La geotermia non l'abbiamo scoperta noi, la usavano i primitivi e gli scimmiotti, i macachi in Giappone. Questo è il Tolos a Lipari del 1600 a.C. Questo usavano il calore delle aree vulcaniche. E gli utilizzi industriali, quelli che vi menzionavo prima, in Francia. Quali sono i vantaggi e le criticità? Alcuni li abbiamo già detti, richiamo i più importanti. È una tecnologia matura e ha un grande potenziale, costi competitivi soprattutto per l'energia o calore prodotto, soprattutto per gli impianti più superficiali. Gli impianti profondi ancora hanno tempi lunghi, alti costi e rischio. Perché se sbagli un pozzo, ovviamente questi sono soldi che gli investitori fanno fatica a rischiare. Quindi sono tempi lunghi e ovviamente alla fine, dopo 10 anni, l'energy return sull'energy investment è troppo diluito e ovviamente è un fattore di rischio. Quindi è necessario diminuire i tempi e ridurre i costi dell'esplorazione e dei pozzi. Che cos'è il GSAP? È uno strumento messo a punto dall'International Geothermal Association che lo sta sperimentando. Che cosa è? Geothermal Sustainability Assessment Protocol, un protocollo internazionale fatto da un consorzio e una piattaforma allargata di
portatori di interesse che valutano la sostenibilità degli impianti, valutando tutti gli aspetti, dalla risorsa al territorio, alle ricadute nelle diverse fasi di realizzazione degli impianti, ai ritorni alle comunità locali sul breve, medio e lungo termine, alla mitigazione degli impatti e quindi alla sostenibilità e economicità globale dell'impianto stesso. Questo protocollo è già stato, diciamo, è stato copiato dall'idroelettrico. Per l'idroelettrico già esiste la Hydropower Sustainability Assessment Protocol. La geotermia lo sta mutuando quindi dall'idroelettrico. Andiamo a vedere le prospettive future. Le prospettive future dovranno essere sempre più attente alla sostenibilità, agli impatti e all'accettazione sociale, perché le comunità locali devono conoscere quali sono i vantaggi, quali sono gli impatti, sebbene limitati, e secondo me è del tutto ragionevole che questi impatti limitati vengano accettati, perché noi d'altro lato accettiamo impatti estremamente più gravosi e, diciamo, irreversibili. Se pensiamo agli impatti dei combustibili fossili, se pensiamo agli impatti sull'acidificazione degli oceani e tutte queste questioni, diciamo, rilevantissime legate e che, diciamo, spingono il cambiamento climatico, è un effetto indotto dalle attività antropiche. La parte naturale c'è, ma è già stato verificato e trova un grandissimo consenso la valutazione del cambiamento climatico da impatto antropico. Dicevo prima, innovazione nell'esplorazione, nelle tecnologie di perforazione, nel tempo di realizzazione degli impianti. Stanno facendo impianti modulari, quindi costruiti come Lego. Man mano che tu fai pozzi nuovi che funzionano, aggiungi un tratto di impianto per la produzione elettrica modulare che utilizza il calore, reinietta i fluidi e produce sia corrente che calore stesso, che poi viene distribuito sul territorio per gli usi diretti. Un'altra prospettiva futura sono i fluidi supercritici, cioè le temperature superiori a 374 gradi, che è la temperatura alla quale acqua liquida non esiste più. Quindi perforazioni orizzontali, coltivazione di campi geotermici, utilizzi estensivi del calore in impianti integrati, teleriscaldamento, heating and cooling e smart grids, con immagazzinamento del calore e quindi gestione del calore iniettato nel sottosuolo durante l'estate per raffrescare. Noi iniettiamo, rigettiamo il calore nel sottosuolo che riutilizziamo nell'inverno. Se l'impianto è bilanciato, beh, questo è molto più sostenibile e durerà più a lungo. La geotermia nelle zone costiere e offshore. Perché? Perché avete visto dove sta la risorsa calda superficiale? Sta nelle aree attive, sulle dorsali medio-atlantiche, nelle isole. Bene, noi possiamo nelle isole pensare a utilizzare su reti locali energia, produzione elettrica e calore, e poi rivolgersi all'utilizzo dei cascami energetici per produrre acqua potabile e acqua dolce. Riutilizzo dei pozzi di esplorazione a fine produzione petrolifera allo scopo di utilizzarli per la geotermia. Sto chiudendo. I fluidi supercritici hanno visto progetti europei e internazionali finanziati CRAFLA 1, l'IDDP1, International Deep Drilling Program 1, fatto dal 2008-2014, sono entrati nella lava fusa a 1800 metri,
400 bar di pressione. Il secondo pozzo l'hanno fatto in Islanda, dall'altra parte, sono arrivati a 4006, hanno trovato più di 400 gradi. Anche in Italia, vicino all'Arderello, del 2017, con un progetto internazionale cofinanziato da Enel e dall'Unione Europea, attraverso il progetto Descramble, che vuol dire dischiudi, porta a conoscenza, hanno trovato 2900 metri, circa 500 gradi, dico circa perché gli strumenti che misurano 500 gradi non è che si comprano al supermercato, con 400 bar. Poi c'è anche un progetto in Giappone. Allora, il pozzo potenzialmente esplorativo più caldo al mondo è il Krafla 1, IDDP1. Ecco, guardate l'immagine quando la corrosione e la pressione ha rotto le valvole e ovviamente c'è stata un'eruzione in superficie di gas, vedete dal colore, estremamente aggressivi che sono fuoriusciti. Da questo, diciamo, progetto che ha trovato il magma là sotto, subito dopo è nato un consorzio internazionale che include anche l'Italia, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è questo qui, ok? Il GEORG è islandese, il British Geological Survey è inglese, USGS è americano. Dove sta Krafla? Qua. E che cos'è sta linea? È la dorsale medio-atlantica. L'Islanda è uno spot che sta sulla dorsale. L'IDDP2, il secondo pozzo, sta qua, sulle Reykjanes Ridge. Questo è il ridge e il pozzo sta qui. Che cosa vuol fare questo programma? Siamo in fase 0, hanno appena messo i primi 5 milioni. Tenete presente che questo vuole diventare un laboratorio che ha un obiettivo ambientale e rischi naturali. Quali sono i rischi della lava a così bassa profondità? Eruzioni e terremoti vulcanici. Bene. I Campi Flegrei, il Vesuvio, sono esattamente in condizioni di rischio vulcanico e di rischio sismico. Un altro obiettivo è valutare e studiare le potenzialità di utilizzo di risorse di questo tipo. Ecco quando dicevo prima che i supercritici sono un obiettivo. Questo laboratorio internazionale che vorrebbe in 5 passaggi raggiungere i 100 milioni di investimento, studia rischi, potenzialità, caratteristiche della risorsa e innovazione di materiali, strumenti, tecniche, monitoraggi, quindi innovazione, ha una forte componente di tipo conoscitivo, scientifico e di tipo economico, perché questo sarà il primo laboratorio al mondo che tenta di studiare il magma, quindi perché sanno dov'è, in diversi passaggi, con la perforazione di qualche pozzo, con i campionamenti, i monitoraggi. Notate, questo è il concept con la costruzione di laboratori in superficie, pozzi che raggiungono il magma e pozzi di monitoraggio e di studio laterale. Questo dovrebbe essere quindi uno dei volani delle prospettive future per permettere alla geotermia di avvicinarsi alla sorgente più calda e con contenuti di entalpia almeno 1 o diciamo 10 o 20 volte più elevati di quelli che sono i pozzi che attualmente si utilizzano. Quindi questa dimostra come, secondo me, il potenziale della geotermia
è veramente enorme e può contribuire non all'1-2% su quello che è il fabbisogno energetico del globo, ma potrebbe arrivare tranquillamente, se ci fosse una strategia, e in alcuni paesi già c'è, per passare da quei 15,5 gigawatt di capacità termica installata, passare a un ordine di grandezza di più o anche a 20 volte più di 15 gigawatt, quindi passare a 150-200 gigawatt in 10 anni, perché questo è il tempo. Avete visto la durata degli impianti, che è uno dei motivi perché il tasso di incremento della geotermia per gli impianti sia di produzione elettrica che combinata, quindi per gli impianti profondi, non quelli superficiali che si possono realizzare in un anno, mentre quelli profondi richiedono 6, 8, 10 anni, ecco, è possibile arrivare a contributi che sono veramente significativi nel mix energetico per la transizione ai prossimi anni. Io credo che finisco qui e vi lascio la mia mail. Sono dentro l'Unione Geotermica Italiana nel consiglio ultimo, ecco, e ovviamente sono a disposizione per collaborare anche con altri enti e incidere a livello di strategia italiana. Stiamo già lavorando con i ministeri per vedere di migliorare la potenzialità di contribuire al mix energetico futuro. Ecco, vi fermo qui, vi ringrazio. Grazie mille, professor Della Vedova. Chiedo ai partecipanti se hanno delle domande da rivolgere al nostro relatore e nel frattempo le faccio io una domanda. Quando parlava delle criticità e dei vantaggi inerenti all'utilizzo di della geotermia, parlava di diminuire i tempi di completamento, che è uno insomma, dei problemi che sono attualmente diciamo, da affrontare. E secondo lei, quali sono le soluzioni per diminuire questi tempi di completamento? Allora, grazie per la domanda. Mi sentite, vero? Sì, sì. Allora, io ovviamente non ho affrontato il nocciolo vero della questione su questi tempi lunghi. Vi do alcuni numeri che vi rispondono in maniera chiara a questa domanda. In Italia, per autorizzare un impianto per produzione elettrica, quindi un impianto di interesse nazionale, servono 3 anni per autorizzare l'impianto. Ne servono altri 4 per seguire e concedere diciamo, la perforazione del primo pozzo, la valutazione dei risultati, l'analisi economica e di sostenibilità, lo studio degli impatti. 7 anni prima di cominciare a costruire l'impianto. Questo è inaccettabile. Semplicemente. Quindi se noi da 12 anni vogliamo ridurre in maniera ragionevole questo tempo affinché gli investitori non se ne vadano, perché nessun investitore investe su un impianto che sta 12 anni per cominciare a rendere qualcosa, sapendo che ci sono alti rischi. Questi 7 anni possono essere ridotti, i primi 3 anni possono essere ridotti a 1, gli altri 4 possono essere ridotti a 2. Perché a 2? Perché a fare i pozzi si sta tempo e una volta fatto il pozzo tu devi capire che cosa vuol dire il pozzo. Il pozzo non è altro che un cannocchiale sul sottosuolo che ti permette di caratterizzare il sistema, capire quali sono le proprietà fisiche, simulare e modellare il sistema e quindi progettare l'impianto. Siccome non possiamo mettere il reservoir sul tavolo del laboratorio, lo dobbiamo studiare dov'è con i pozzi e questo chiede tempo. Quindi, se per autorizzare si sta 3 anni, basta 1. Per esplorare
forare il primo pozzo, analizzarlo, realizzare il secondo, bastano 2 anni. Quindi da 7 ridurre a 3. Dopodiché a realizzare l'impianto si sta un paio d'anni, quindi da 12 si può arrivare a 5. 5 anni è un tempo lungo confrontato con un campo di pannelli fotovoltaici o con una piattaforma eolica a terra, mentre una piattaforma eolica a mare che può richiedere tempi paragonabili, perché a mare c'è tutto lo studio da fare per la piattaforma di rotori eolici, vuoi che sia flottante, vuoi che sia ancorata. Ecco, di conseguenza questo è un aspetto. L'altro, l'esplorazione e la perforazione può essere ancora compressa utilizzando tutte le competenze petrolifere. Non è la stessa cosa un pozzo petrolifero o un pozzo geotermico, perché il pozzo petrolifero basta che abbia un piccolo diametro di 6 pollici a fondo pozzo. Il pozzo geotermico ha bisogno di scambiare fluido, ha bisogno di flusso, e per avere flusso, che è quello che sostiene la portata, tu produci energia con la portata, quanti chili al secondo di vapore, quanti chili al secondo di un fluido che ha una certa entalpia. Questo produce l'energia, ma tu per avere una portata devi avere un flusso, e per avere flusso hai bisogno di una differenza di pressione per unità di superficie. Quindi se la pressione c'è, hai bisogno di una grande superficie, ecco che ci siamo. Quindi non puoi farlo su un pozzo da 6 pollici, ma hai bisogno di un pozzo da almeno 10 pollici. E un pozzo da 10 pollici a 4.000 metri rispetto a un pozzo da 6 pollici a 4.000 metri costa il doppio, perché c'è un sacco di più roccia da macinare. Ok? Quindi noi possiamo ridurre i tempi di autorizzazione, i tempi di esplorazione, migliorare con tecnologie innovative la perforazione dei pozzi, mentre l'impianto non è un problema, lo porti con i grandi, diciamo, tanker, con i grandi scarrabili, perché è già fatto, è modulare, non fai altro che attaccare dei pezzi, un Lego in superficie, l'importante è attaccare le turbine ai generatori. I generatori sono le pressioni e le temperature e le entalpie dei fluidi che vengono dai pozzi. I pozzi sono il problema per cui siamo in ritardo. Problema per autorizzarli, problema per analizzare quello, ed è giusto che bisogna analizzare tutto, non si può fare di corsa, perché si fanno danni. Si possono fare danni, ma se facciamo le cose bene, i danni non si fanno. Ecco. Chi fa fracking fa danni. La geotermia non fa fracking. La geotermia va a cercare i fluidi dove ci sono. Va bene, grazie. Un partecipante ha scritto nella chat, forse anche una domanda provocatoria, come si fa a ridurre da 7 anni a 3? Cioè, è possibile questo con, diciamo, le politiche attuali? Mi piace quella provocazione lì. Esatto. Mi piace, sì. La proposta che la settimana scorsa ho fatto al Remtech di Ferrara, dove c'erano i componenti delle commissioni attività produttive del Senato e anche della Camera, ecco, la proposta è semplice. Invece di diluire e frazionare le autorizzazioni, come succede anche in altri settori, non solo nella geotermia, in 100 ministeri, nelle regioni, nelle direzioni ambiente, risorse, energia, eccetera, eccetera, si deve creare un'autorità unica nazionale per i grandi progetti, un'autorità della geotermia a livello nazionale, la quale da sola fa come la conferenza dei servizi. La conferenza servizi quando si realizza una grande opera. Tutti
i portatori di interesse e le istituzioni responsabili si trovano attorno a un tavolo. Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Ambiente, aspetti sociali, aspetti urbanistici, regioni, tutti questi vengono convocati un'unica volta. Dopodiché vengono studiate e valutate tutte le carte insieme. Questa autorità unica nazionale è quella che analizza le domande, si dà una tempistica per le risposte e non è che si palleggiano le domande da uno all'altro, dopo non torna più indietro perché manca il funzionario o uno ha paura perché l'assessore gli ha detto questa roba non deve passare. Vi racconto un aneddoto. La geotermia in Toscana, alcuni diciamo candidati o esponenti politici la supportano o sono contrari in funzione di qual è il paese. Questo vi dice già tutto. Dice, siamo a favore se le persone lo accettano. Se il paese ha dei problemi, ci sono dei gruppi che saltano su senza alcuna base scientifica, lo stesso politico è contrario. Se questo è futuro, ditemi voi, siamo già arrivati, non si va da nessuna parte. Quindi un'autorità unica risolve quel problema lì. Ecco, e questo esiste già in altri paesi. Non invento l'acqua calda, è già inventata. In altri paesi esiste e funziona. Si fa un'autorità unica, questo costringe i ministeri. In Francia esiste questa commissione che è fatta da ministeri, istituzioni, regioni, università e istituti di ricerca, sindacati, ONG, imprese. E sono tutti dentro, che è il suggerimento dell'International Geothermal Association che dice il Geothermal Sustainability Assessment Protocol è lo strumento. La piattaforma di persone che sta attorno al tavolo è quella che valuta e quindi è l'autorità nazionale per la geotermia che si siede attorno a un tavolo e tutti quelli che devono dire qualche cosa lo dicano, basati però non frotole, non news, non fake news, non influenze di altro tipo, le possono pure portare. La ricerca, la scienza, l'innovazione, mette degli strumenti e fa le migliori valutazioni. Poi sta al politico a decidere. Noi ci diamo da fare per rendere trasparente, sostenibile e duraturo per il futuro quella che sono le possibili alternative per questo mix energetico. Dopodiché, quando noi abbiamo fatto questo, non possiamo fare altro, perché serve la normativa, servono le leggi, gli incentivi e servono i soldi. Ok? Altrimenti non vai da nessuna parte. La parte normativa e di coinvolgimento, secondo me, è fondamentale. Questa autorità unica l'abbiamo scritta sui media, l'abbiamo proposta, anche all'audizione alla Camera l'abbiamo sostenuta. Vediamo se si riuscirà ad andare avanti. Bene, c'è un'altra domanda in merito a questo argomento. Alla Remtech cosa le hanno risposto? Si farà questa autorità unica nazionale? In quanto tempo? Le hanno dato qualche risposta concreta? No, non mi hanno dato. Mi hanno detto che sono interessati alla geotermia perché, come avrete anche voi sentito, il nucleare che è stato tirato fuori da qualcuno è sicuramente non l'ultimo della lista. Quale fonte energetica, diciamo, per la transizione personalmente non mi trova contrario. Semplicemente non ci sono né i tempi tecnici né la fattibilità concreta, perché le centrali nucleari di quarta generazione ancora nessuno le ha viste, sono sulla carta.
per realizzare una centrale di quarta generazione serve ben più tempo di quanto serve alla geotermia. Per realizzare un impianto servono 30 anni. Non li abbiamo. Speriamo che prima arrivi la fusione. L'ENI ci sta lavorando. Ecco. Per quanto riguarda appunto le risposte, a noi ha fatto piacere che ci sia stato un rinnovato interesse da tante parti politiche alla geotermia. Finalmente dicono sì, c'è anche la geotermia. Però io ho ribattuto a questi signori, guardate che il GSE, che è l'autorità per la gestione elettrica nazionale, fra i soldi riservati alle rinnovabili nel 2021 ha dedicato 105,5 milioni per la geotermia, pari al 2,18% del totale. È questa la nuova attenzione che state riservando? Il 2,18% pari a 105,5 milioni, dove andiamo con questi soldi? Noi abbiamo bisogno di soldi per la ricerca e l'innovazione, abbiamo bisogno di soldi e incentivi per far decollare la tecnologia, per far decollare il settore. Perché? Perché la tecnologia, pur essendo matura, non ha ricevuto sufficienti investimenti per entrare nel mercato. Alla business school dicono che le tecnologie hanno una curva a S, dove investimento e performance stanno sui due assi. Se tu vuoi fare in modo che la curva a S faccia un salto qualitativo in avanti, devi investire. Devi investire. E mentre per l'eolico, scusatemi, per il solare, questo è già in fase avanzata, questa tecnologia, perché gli investimenti sono stati ingentissimi. Nella geotermia gli investimenti sono stati molto più limitati per i problemi che vi dicevo, tempi lunghi e rischio. Bene, grazie. C'è un'altra domanda, questa è un po' più tecnica. Quali sono i rischi della reimissione dei fluidi nel sottosuolo? Allora, anche questa è una bella domanda. Mi fa piacere che ci siano persone interessate che facciano domande serie. Questa è un'altra domanda seria. Allora, la reiniezione, i pozzi, parto dai pozzi, poi parlo della reiniezione. I pozzi che non sono fatti dalle compagnie petrolifere, anche i pozzi per acqua della pianura friulana, per i quali io mi sto battendo da anni, e questa è un'altra parrocchia, apro e chiudo la parentesi, venivano fatti fino a poco tempo fa, e spero non vengano fatti più, con l'obiettivo di raggiungere l'acqua al minor costo. Vuoi fare un pozzo? Quanto costa? Nessuno parlava di com'è che si fa un pozzo come si deve. Bene, quei pozzi lì, nella stragrande maggioranza, sono dei disastri ambientali. E me ne assumo la responsabilità di quello che dico. Perché? Perché non hanno separato i sistemi acquiferi gli uni dagli altri. Quindi quando tu mandi giù un pozzo che prende acque nelle sabbie a 250 metri e non hai cementato sopra, quando tu ci metti la pompa e non sai quanta acqua viene dalle sabbie, che cosa è che vuoi tu? La portata. Cioè, a me servono 20 litri al secondo. Tu attacchi la pompa e che cosa succede? Che come la temperatura, il fluido va da dove la pressione è più alta a dove è più bassa. Siccome tu richiami da sotto e siccome non è cementato, le acque superficiali inquinate scendono fino a 250 metri attraverso l'intercapedine. E quindi a 250 metri, dove prima c'era acqua buona, tu con il pozzo hai portato sotto le acque inquinate superficiali, perché non hai cementato niente. Questi sono i pozzi che buttano acqua spendendo poco. Va bene? Tutti questi sono dei disastri. E io vi farei una lista lunga così.
Quando tu fai un pozzo per il petrolio, per la geotermia, devi assolutamente isolare tutte le aree dalle quali tu non vuoi né ricevere né cedere fluido. Ok? Tu scambi fluido solo fino alla profondità alla quale hai deciso di farlo. Quando tu ricavi fluido da là sotto, cominci a studiare il reservoir. A questo punto tu sei in grado di capire a che distanza, quanto è grande il reservoir, quanto fluido circola e circa da dove viene. Non esattamente, ma circa da dove viene. Quando tu perfori un secondo pozzo con gli stessi crismi, come abbiamo fatto a grado, abbiamo cementato tutto, l'acqua si scambia nel sistema fratturato. Quali sono i rischi della reiniezione? Se tu reinietti in questo sistema che nella parte alta è chiuso perché è cementato, tu prendi acqua da un sistema e lo reinietti nello stesso alla distanza di 1 chilometro. Voi mi direte, ma come fai a sapere che inietti nello stesso sistema? Perché ho fatto i test di pressione e portata. Non appena tu inietti da una parte, il pozzo che riceve, o viceversa, tu reinietti, il pozzo che estrae si accorge della variazione di pressione. Questo vuol dire che l'onda di pressione comunica e poi siamo in grado pure di fare i test col traccianti. Reinietti mettendo un tracciante nel pozzo di reiniezione e dopo un po' il tracciante viene fuori nel pozzo di produzione. Questo vuol dire che c'è un circuito non chiuso, collegato, comunicante fra dove reinietti e dove prelevi. Hai fatto uno scambiatore naturale col sottosuolo. Che rischi ci sono? Tu reinietti quello che hai prelevato, non reinietti altro, quindi non inquini il sottosuolo. Quali sono i rischi? I rischi possono essere che tu non hai stimato bene la portata sostenibile. Che cos'è la portata sostenibile? Tu devi cavare i litri al secondo che poi reimmetti che mantengano una pressione equilibrata nel reservoir sotto, perché altrimenti fai circolare fluidi dentro il reservoir e potresti avere una diminuzione di temperatura, una diminuzione di pressione e una diminuzione di portata. Proprio perché il tuo sistema non è sul tavolo del laboratorio e ha delle incognite che solo con la modellistica e il monitoraggio puoi minimizzare. Questo vuol dire rendere sostenibile l'impianto mentre lui è in funzione, tu lo monitori, lo studi e vedi come modificare i parametri di sfruttamento affinché l'impatto e la durata sia mantenuta per lungo tempo, perché altrimenti l'investimento va a carte 48. Tu hai investito dei soldi, dopo un po' non funziona e le cose, i conti non tornano. Quindi tu devi fare in modo che duri. Questo si fa con la modellistica e il monitoraggio. Non so se ho risposto alla domanda. Ecco, altri rischi, siccome le pressioni con cui circoli i fluidi hanno un delta di pressione da 2 a 2,5 bar. Quindi tu pompi dentro, intanto da un pozzo, normalmente dai pozzi l'acqua esce artesiana e la pompi dentro con 2,5 bar di sovrappressione perché ci rientri. Quindi non sono pressioni tali né per attivare sismicità né per attivare subsidenza. Perché non c'è subsidenza? Perché tu non tocchi la parte, diciamo, non cementata superficiale. Tu sei nella roccia, hai ancorato i pozzi nella roccia e hai cementato tutto. Sono dei pilastri, i pozzi sono dei pilastri cementati. Bene, la ringrazio anche il partecipante che ha fatto questa domanda. E
Se non ci sono altre domande, io chiuderei qui questo evento. Ringrazio il professor Della Vedova per questa presentazione molto interessante, molto stimolante e che ha fatto trasparire sia la sua esperienza ma anche la sua passione in questo argomento. E speriamo che tutti i potenziali vantaggi della geotermia possano essere accolti culturalmente e anche dai decisori politici, questo è un importante tassello per permettere agli investitori di accelerare i tempi di valutazione e di implementazione di questi impianti, e speriamo che questa pillola di conoscenza possa aiutare in questo, nella diffusione di tutti gli aspetti che abbiamo condiviso oggi. Quindi io la ringrazio ancora, ringrazio i partecipanti e quindi io vi ringrazio ancora, la ringrazio e speriamo di rivederci in iniziative future. Senz'altro. Grazie a voi. Grazie a tutti, grazie a lei.